Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi insomma parleremo ancora di queste Dagide perché dopo la mia live splash dell'altro giorno alcuni mi hanno contattato per dirmi appunto che, come si suol dire, è vero, anche loro hanno avuto dei riscontri importanti con le Dagide, ma erano un attimino fuori fase, o diciamo avevano puntato tutto sulla Dagida, ma poi effettivamente non avevano fatto dei cambiamenti strutturali nel loro aspetto, nel loro modo di proporsi, e quindi hanno capito che devono un po' rimettersi in gioco. Quindi voglio ridire alcuni concetti di base. Per chi non sa che cos'è la Dagida, è un lavoro di magia che aiuta in un certo senso a, non diciamo coercizione mentale perché è una parola molto importante, ma aiuta diciamo alcune persone a pensare, a essere influenzate in modo positivo verso una cosa, un oggetto, una persona, un'azione, no? Di solito si usavano nei tempi, come si suol dire, di guerra, per influenzare il nemico a fare scelte sbagliate tattiche, e poi si è sempre usato nei servizi segreti per influenzare negativamente chiaramente la parte avversaria, no? Noi sappiamo che in Italia abbiamo i migliori esoteristi del mondo, o tra i migliori esoteristi del mondo, che ci invidiano tutti, e quindi chiaramente diciamo che i nostri esoteristi la Dagida la palleggiano molto bene. Però nel campo di cuore la Dagida può dare molti aiuti per il semplice fatto che è un mezzo di coercizione mentale che aiuta, però come spiegavo l'altro giorno, si aiuta, però anche voi dovete fare la vostra parte, cioè chi attiva la Dagida da un esoterista di fiducia deve anche capire che poi deve in un certo senso mettersi in gioco e fare dei piccoli cambiamenti strutturali. Se magari il soggetto di cuore era una persona che era accanto e poi è scappato per determinati motivi, chiaramente lui tornerà, ma se ritrova quelle piccole cose che l'avevano influenzato per andarsene, per cambiare aria, non è che la Dagida può in un certo senso farle sparire dalla mente. Quelle cose lì ormai sono nel subconscio e è difficile che una persona che ha fatto una scelta poi possono essere cancellate. Certo, ci sono altri tipi di operazioni magiche che possono fare questo, ma poi dopo non tornerebbe più una persona, ma tornerebbe un robot. Il vostro Marietto, come al solito, vi dice di andare nel sito capitano.intervista a scaricare i circuiti e i quadranti radiostesici e di venire a iscriversi nei nostri gruppi di Facebook e anche in Telegram, dove da settembre il Degara Marietto Veneziano qua di Vati a Milas riprenderanno il percorso esoterico gratuito. Eventualmente anche nei nostri gruppi di Facebook del Degara Marietto Veneziano potete venire a iscriversi, gratuita l'entrata. Comunque, riprendendo un po' il discorso, vi ho già detto appunto, quando fate fare del vostro esoterista di fiducia delle operazioni magiche di Dagida, un passo è fatto, cioè il 50% del lavoro è fatto, perché ormai quando la Dagida è lanciata ci può mettere 1 anno, 7 anni, ma alla fine la persona tornerà. Però se torna e trova gli stessi problemi che aveva quando praticamente è andato, chiaramente lui prende i suoi bagagli, volta i tacchi e nel giro di una settimana o 2 sparisce. Invece se voi fate degli aggiustamenti anche importanti per migliorare un po' la vostra condizione, cercate di capire anche cos'è stato il problema per cui l'ha fatto scappare, chiaramente cosa succede? Succede che sia la Dagida che voi preparate un terreno fertile in modo che... ciao Sara, grazie di esserti unita nel diario del Marietto Veneziano. Quindi voi preparate un terreno fertile per fare in modo che le cose avvengono nel modo migliore, altrimenti la Dagida funzionerà, ma poi manca il correttivo che vi avrebbe dato la possibilità di avere una situazione vincente. È lo stesso motivo che ci sono direttori di banca che per delle promozioni si fanno fare delle Dagide, proprio per il semplice fatto che sanno che gli manca quel pelino che magari non gli può dare, ad esempio, delle promozioni politiche, e allora usano giustamente dei sistemi magici per
attutire la concorrenza che magari il suo avversario ha una promozione politica. Mi è capitato spesso e volentieri di vedere situazioni del genere in cui un bravissimo direttore o potenziale direttore di banche o di multinazionali aveva tutte le carte in regola ma non aveva la spinta politica, e allora in quel caso lì bisogna, cioè per chi sa che esiste questa possibilità, alcuni usano anche questo sistema, oppure per proteggere, cioè voglio dire, questo non è d'agida, ma ci potrebbero essere anche dei casi in cui uno ha delle attività tipo di pullman, non so, di negozi, che invece vuole fare dei riti propiziatori per proteggere i propri negozi da vandalismi o da, come si suol dire, attacchi che le forze dell'ordine non riescono a gestire, no? E anche questo può essere una, come si suol dire, un'operazione magica preventiva che potrebbe essere interessante. Anni fa mi ha contattato più spesso gente di paesi che si rendevano conto che il loro paese era in un certo senso, come si suol dire, non sotto pressione, ma diciamo un po' abbandonato da Dio. Sentivano che le forze del benessere economico si erano un po' allontanate da quel paese, i negozi lavoravano male, gli alberghi erano vuoti, insomma si sentiva, e non solo si sentiva, anche a me è capitato spesso di andare a viaggiare in moto e di vedere due paesi attaccati, uno che sembrava uscito dalla seconda guerra mondiale e l'altro invece che era proprio nel 2030, neanche nel 2020, perché rispecchiava un benessere eccessivo, nel senso bellissimo, no? E uno si fa il punto di domanda: ma cosa è successo qui, cosa è successo là? I due paesi erano praticamente incollati, attaccati, casa con casa, no? Quindi lì si vede proprio chi ha delle benedizioni occulte e chi invece proprio naviga a vista pensando di sapere la pagina più del libro. Questa non è d'agida, ma sono praticamente dei riti propiziatori che aiutano le collettività a, in un certo senso, uscire da questi periodi stagnanti o che potrebbero arrivare. Ci sono anche paesi, comunità che abitano in zone belle ma che non vogliono perdere il proprio benessere sia fisico che materiale che spirituale, e allora fanno fare dei riti propiziatori proprio per aiutare questi nuclei di comunità, no? Questo è anche una cosa che si può fare, si è fatta, ci sono persone che si riuniscono in cellule di preghiera, in cellule di riti operativi. Chiaramente se vengono fatti da un esoterista che sa dove mettere le mani a livello eterico, astrale, le cose sicuramente prenderanno una piega positiva, invece altri purtroppo alcune volte capita spesso che invece di attirare situazioni positive invitano praticamente entità negative. Quindi anche quando si fanno questi riti propiziatori per rinforzare una comunità bisogna sempre stare attenti a che porte si va a bussare. Questo lo dico perché ho visto anche persone che magari, sempre prese da un buon istinto, una buona volontà di aiutare la comunità, invece di aver bussato nella porta sbagliata, sono andati a bussare nella porta, cioè invece di bussare nella porta giusta, sono andati a bussare nella porta sbagliata senza rendersene conto e hanno peggiorato la situazione. Quindi abbiamo parlato oggi un po' di d'agida, un po' di riti operativi propiziatori che servono anche per la comunità. Ci sono ad esempio gruppi che si stanno avvicinando a queste cose, che si rendono conto che nelle proprie città, nei propri paesi c'è qualcosa che non va e si rendono conto che bisogna intervenire pesantemente con operazioni di propiziatore che portino benessere non solo a loro ma anche al vicino, perché se sta bene il vostro vicino alla fine starete bene anche voi. Voglio ricordare una storia di un paese alpino che nel 1700 è stato allagato da una frana, praticamente una frana nella valle aveva otturato tutto, e cosa è successo? È successo che l'acqua scendendo aveva creato una diga e aveva sommerso il paese.
quel tempo in quel paese non esisteva la dinamite, questi paesani erano anche ignoranti, però avevano la vista lunga, hanno chiamato dei maghi potenti e questi maghi potenti hanno fatto crollare la diga. Il problema è stato per quelli che stavano sotto, e praticamente le città che sono state sotto sono state demolite e, come si suol dire, rase al suolo, no? In quel posto lì c'è stato il primo processo di magia nera della storia europea, presumo, a quel livello lì, di quel tipo lì, chiaramente, no? Poi chiaro, le cacce alle streghe è un altro discorso. Ciao Brunella, grazie di esserti unita al diario di Marietta Veneziano. Quindi il vostro consiglio è, se fate fare una dagida, attenzione per il semplice fatto che le parti devono essere due, cioè l'esoterista che fa il lavoro bene e la parte vostra che dovete mettere dei correttivi se la parte che avete richiamato è scappata per determinati motivi. E poi chiaramente dei riti propiziatori che, è inutile dirlo, in Italia abbiamo anche, non solo lei, noi conosciamo tantissimi bravi esoteristi, ma abbiamo anche la nostra Hildegard che fa riti propiziatori per ditte che hanno pullman, per ditte che gestiscono molto personale e quant'altro, o anche per caso per paesi. Ha fatto spesso dei riti propiziatori che poi chiaramente hanno portato, dopo anni di lavoro, chiaramente del benessere, delle protezioni occulte che non si vedono. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto prende occasione per salutarvi, ringraziarvi, di chiedervi di iscrivervi al canale di Hildegard su YouTube e del vostro Marietto Veneziano, e ricordarvi che questa sera alle 21:30 sul canale di Hildegard ci sono le live gratuite. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!